Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Cristian Molinaro, allora torna il trofeo Annalisa Sigalotti, in che misura partecipa il Venezia Football Club? Innanzitutto per noi è comunque un motivo di orgoglio, perché è un torneo che è alla 16ª edizione, che ha portato tanti ragazzi delle scuole a partecipare, a stare insieme, quello che deve essere il fulcro dell'iniziativa. Dopodiché per il Venezia Calcio è importante proprio perché va a creare quel senso di appartenenza che è necessario e che stiamo cercando nel tempo, almeno un anno, stiamo cercando di ricreare. Poi da parte nostra c'è stata la disponibilità ovviamente per le fasi finali del torneo, con le finali del primo, secondo, terzo e quarto posto che saranno al Penso, dove speriamo partecipino come lo scorso anno tanti ragazzi che poi sono stati anche il motore e la spinta per la prima squadra durante le partite del fine settimana della scorsa stagione, ma soprattutto di quest'anno. E proprio per la finale potrebbe esserci una grande sorpresa per tutti, mi riferisco a un giocatore del Venezia, giusto? È una cosa che si può eventualmente valutare, però è un po' prematuro, anche perché dobbiamo capire in base al programma della prima squadra se può esserci o meno l'opportunità. La mia presenza c'è, di sicuro quella di Antonelli anche ci sarà, e vedremo poi più in là per la finale del primo, secondo, terzo e quarto posto se riusciremo a regalare questa gioia anche ai ragazzi. Perché proprio appunto ai ragazzi che si rivolge questo trofeo, in particolare alle scuole, quindi un legame col territorio che si vuole consolidare. Ma assolutamente, stiamo lavorando molto sotto quel punto di vista, proprio perché crediamo fortemente nel senso di appartenenza, e il torneo è un ulteriore modo, mezzo per poter far capire quanto importanti per noi siano i tifosi e il legame che ci deve essere tra la città, il territorio e il Venezia Calcio. Matteo Senno, 16ª edizione del trofeo Annalisa Sigalotti, qual è l'importanza appunto di questa manifestazione? Sì, è un momento di festa per tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, un torneo che vede scontrarsi tante scuole della nostra città ed è un modo per fare aggregazione, per creare un momento formativo anche al di fuori dell'aula. Questo perché lo sport per noi rappresenta tutti quei valori sociali e culturali che bisogna trasmettere ai ragazzi proprio a partire dalle scuole. Sono valori che fanno diventare i ragazzi, che è la nostra futura classe dirigente, cittadini con la C maiuscola. Il Comune di Venezia patrocina questa iniziativa, in che misura? Sì, patrociniamo con l'inserimento dell'iniziativa nel Città in Festa, che è il nostro palinsesto ufficiale dove inseriamo tutte le iniziative dell'amministrazione e degli enti che appunto lavorano in città. È un momento di condivisione perché lavoriamo con il Venezia FC, con il Pro Venezia che mette a disposizione i campi e le medaglie e con tante scuole della nostra città che ringraziamo perché serve anche la sensibilità dei dirigenti e delle professoresse per portare lo sport a scuola. Tra l'altro da poche settimane è stato riconosciuto anche dalla Costituzione, è entrato ufficialmente in Costituzione e questo deve spronarci a promuovere questi valori ancora di più. Anche perché nelle scuole lo sport è stato un po' bistrattato, quindi portare lo sport nelle scuole è anche un bel modo per insegnare ai ragazzi una cosa bella, sana. Sì, noi ci teniamo molto, lo sport per fortuna è in crescita anche nelle scuole, finalmente è arrivato il prof proprio riservato all'ora di educazione fisica, però questo ovviamente per i ragazzi non basta, servono istruttori qualificati che le società sportive finalmente stanno iniziando a portare nelle scuole per dare competenza e insegnare in maniera formativa lo sport ai ragazzi. In che misura e come sarà organizzato il trofeo Annalisa Sigalotti? Diamo un po' di cifre, insomma. Sì, ci saranno 3 gironi, uno di 3 squadre, 2 di 4 squadre, e i primi 3 classificati di 3 gironi vanno in semifinale. I secondi classificati faranno uno spareggio per il quarto semifinalista e a febbraio al Penso ci saranno finali e semifinali. Ma io volevo sottolineare soprattutto l'aspetto formativo, educativo fondamentale che ha
la pratica sportiva, il calcio e la competizione tra i ragazzi. I ragazzi dei vari istituti scolastici di Venezia sentono l'appartenenza alla propria scuola e la mettono in gioco sportivamente in competizione con quello delle altre scuole. È una cosa non solo bella perché è molto sentita a Venezia, ma è anche una cosa molto molto utile per i ragazzi dal punto di vista formativo, della loro crescita, della formazione. E cosa significa organizzare un evento di questa portata? È un lavoro importante sia formativo ma soprattutto organizzativo, per cui ringrazio davvero le colleghe e i colleghi i professori dell'Algarotti che hanno il coordinamento, ma insegnanti di educazione di scienze motorie e di tutti gli altri istituti che collaborano anche per ricordare la persona che più ha lavorato all'inizio nella nascita del trofeo, la professoressa Sigalotti, Anna Rosa Sigalotti, a cui è intitolato, che aveva avviato come torneo Cini, poi lei è mancata e i colleghi hanno voluto dedicare a lei questo trofeo. Chi era innanzitutto Anna Rosa Sigalotti a cui è intitolato questo trofeo? Allora, è una collega nostra di scienze motorie che per tanti anni ha insegnato all'Istituto Cini sull'isola di San Giorgio e l'idea è stata sua quella di iniziare questo trofeo. Successivamente, per tanti anni poi lei, è sempre stata lei l'organizzatrice, si è trasferita poi nel nostro istituto l'Algarotti e purtroppo è venuta a mancare e di conseguenza è stato nominato a lei questo trofeo, è una persona sempre impegnata con i ragazzi. È ovvio che noi come insegnanti è un piacere cercare di coinvolgere più ragazzi possibile. Recentemente abbiamo collaborato con il Venezia che ci dà una grande mano ed è patrocinio appunto di questo trofeo. I ragazzi sono particolarmente, ci tengono tantissimo a questo trofeo perché rappresenta un po' tutte le scuole, sono tutte le scuole di Venezia. In più quest'anno c'è anche il Pacinotti che è una scuola terraferma e cercheremo di, se è possibile, di allargare sempre di più questo trofeo anche alla terraferma, perché insomma siamo un'unica città. I ragazzi sono sempre più coinvolti, piace tantissimo e partecipano anche grazie all'aiuto di tutti i docenti che si iscrivono a questo torneo e vogliono partecipare. Insomma, ecco, vogliamo portare avanti questo trofeo sempre di più, insomma, ecco, e allargare anche a Mestre.